Sindaco Marin, allora che significato ha per il Comune questa sentenza e cosa comporta in concreto? La definisco appunto la giornata storica e l'emozione è davvero grande perché dopo le 3 sentenze che hanno dato ragione al nostro Comune sulla validità dell'accordo sulle opere compensative della superstrada pedemontana veneta, oggi dopo la causa risarcitoria appunto che abbiamo fatto con l'assistenza dell'avvocato Zoccarato, il TAR ha emesso la sentenza. Cosa significa? Che la Regione dovrà risarcire più di 4 milioni di euro al nostro Comune per non aver eseguito le opere previste nell'accordo. In concretezza quindi andremo a realizzare la rotatoria che manca qui in centro a San Zenone e a mettere in sicurezza e riqualificare tutto il nostro centro, da davanti alla chiesa fino alla fine di via Marconi. Una giornata storica, positiva per il nostro Comune, un dispiacere non essere riusciti a mediare, non essere riusciti ad essere ascoltati prima dagli enti regionali, in particolare dall'assessore De Berti, nella quale ho sempre trovato un muro che non siamo mai riusciti ad addolcire, che non siamo mai riusciti a portare appunto ad un accordo pacifico per i nostri territori. Stiamo lavorando per il nostro territorio, stiamo lavorando per il bene e la sicurezza della nostra gente. Questo facciamo come amministrazione comunale, questo faccio come sindaco. Oggi, in questa giornata storica, abbiamo finalmente ragione nel dire che quell'accordo era valido e la Regione ora deve darci i soldi che ci spettano.